Ben ritrovati a Edicola Friuli. Oggi ci troviamo a Pasian di Prato, all'edicola di Loris Gagliussi, che da diversi anni, dal 79, gestisce il punto vendita in paese. Allora andiamo a sentire che cosa ci dice e a commentare con lui le inchieste pubblicate questa settimana dal settimanale Il Friuli. Buondì, signor Gagliussi. Allora, lei gestisce questa edicola da diversi anni, dal 79, però non eravate propriamente in questa posizione centrale perché qui siamo proprio nel cuore di Pasian di Prato. Sì, eravamo sempre sullo stesso marciapiede, alcuni metri più in là. Eravamo era un'edicola piccola. Poi abbiamo ristrutturato questo edificio, avevamo il tabacchino anche, che poi adesso l'abbiamo trasferito nel bar dai miei figli e adesso sì, facciamo edicola con tutto il correlato. Lei è insieme alla moglie Nadia. Siete in una zona centrale, ovviamente un osservatorio privilegiato, come io chiamo le edicole, perché comunque specie in paese toccate con mano la realtà locale anche. Com'è cambiata nel tempo la clientela, il paese? Intanto è stata modificata tutta la viabilità della piazza e quindi ha portato bene e non bene, nel senso che mancano purtroppo il parcheggio per un lavoro come il nostro che è toccata e fuga. Per quanto riguarda il lavoro, adesso con l'avvento di internet il quotidiano si è un po' perso, mantiene bene ancora l'illustrato, tipo i settimanali, mensili, e poi adesso siamo pieni di oggettistica per bambini, tutti i gadget. Questa settimana sul settimanale Il Friuli c'è proprio un focus dedicato a Pasian di Prato. Lei ha parlato di viabilità, insomma un paese comunque vivo e una comunità molto anche giovane o comunque partecipe dell'attività e della vita del paese. Sì, Pasian di Prato, essendo anche alla periferia di Udine, poi un comune importante perché comunque arriviamo a quasi 10.000 abitanti in tutto il comune. È un comune secondo me abbastanza giovane, nel senso che negli ultimi anni, negli ultimi 20-25 anni ci sono state fatte abbastanza ristrutturazioni per quanto riguarda gli edifici e l'ampliamento della superficie edificabile, quindi ha portato dell'attrattiva probabilmente alle nuove coppie, a questi giovani che vogliono avvicinarsi alla città e uscirne. In più ci sono gli servizi che Pasian ne ha di notevoli anche a livello di quantità, perché comunque abbiamo tutto, non ci manca niente, dalle scuole, farmacie, centri sportivi, abbiamo tutto, e poi c'è comunque il collegamento con la città tramite l'autobus, che non è una cosa da poco. Le faccio un'altra domanda collegandomi a un'inchiesta. Ha parlato anche di un pubblico giovane, di gadget eccetera, e sul numero di questa settimana parliamo di cyberbullismo, di pericoli della rete. Che percezione ha di questo fenomeno anche alla luce della clientela magari più giovane che frequenta l'edicola stessa? Internet fa un po' paura, nel senso che, questa è una mia idea, andrebbe, specialmente per quanto riguarda i smartphone, i telefonini, andrebbe limitato magari con delle password, perché mettere in mano ai ragazzini di 13 anni, 12 o anche prima questi smartphone che vanno su internet, che possono accedere a parecchi siti di qua e di là, è una cosa un po' pericolosa. Tra i clienti dell'edicola Gagliussi anche il primo cittadino, giustamente, Andrea Pozzo, che questa settimana è stato intervistato. Abbiamo fatto un focus proprio su Pasian di Prato e è un paese appunto con tanti cantieri aperti e tante novità in arrivo. Una delle prossime, così facciamo anche un anticipo magari. Sono tante veramente le opere che stiamo per inaugurare, perché una delle caratteristiche di questo mandato è stato quello proprio di investire moltissimo sulle infrastrutture sociali. Noi abbiamo una casa di riposo che aspettavamo da 16 anni e che a mesi dovrebbe essere pronta. Insieme a questo prossimissimamente avremo l'inaugurazione del centro di aggregazione giovanile e anche di una serie di locali che mettiamo a disposizione della comunità, in particolare dove si fa la festa del paese avremo una nuova infrastruttura per la comunità che ha bisogno di in qualche maniera
venire a ritrovarsi, e nell'istituto comprensivo abbiamo costruito una nuova ala, nuove mense e un grande atrio d'ingresso, per cui anche la scuola oggi è all'avanguardia. Una battuta secca su il traffico e Santa Caterina, che finalmente arriverà la tangenziale. Beh, insomma, questa è stata la nostra enorme battaglia, no? Insieme con il comune di Campoformido, perché bisogna dire che le cose sono state fatte in sintonia. Anche questa è una di quelle opere che si aspettavano da un sacco di tempo. Diciamo che per 80 anni abbiamo aspettato di rimuovere il passaggio a livello e finalmente lo abbiamo fatto, però questo non ha aiutato il traffico, lo ha anzi semmai agevolato, perché in questo momento ancora più persone scelgono la Pontebana per entrare a Udine e intasare quindi Campoformido e Santa Caterina. Una situazione inaccettabile. Per questo motivo abbiamo avviato una serie di conferenze di servizi, ed è con questa procedura che abbiamo, passatemi il termine, costretto, no? La Regione a dover assumere dei provvedimenti. Le risorse sono state stanziate ancora nella passata legislatura, siamo nel momento dei bandi, insomma si parte. Sembrava una cosa impossibile, invece direi che è una grande battaglia, spero vinta. Per scaramanzia aspettiamo il cantiere, ma è questione soltanto ormai di mesi. Una domanda invece sull'inchiesta di questa settimana. Si parla di bulli, di cyberbullismo. Che percezione ha lei di questo fenomeno? La percezione è che oggi i ragazzi sono abbandonati, e quindi tutto quello che noi vediamo è una realtà virtuale che diventa reale attraverso i social. Io penso che i social siano in realtà non la causa, ma l'effetto di una grande solitudine nella quale i nostri ragazzi non devono essere lasciati. È un fenomeno di difficile controllo, perché sulla carta le buone intenzioni sono tante, però è un fenomeno complicato che sarebbe più da chiedere ai giovani come funziona, perché hacker ce ne sono dappertutto ed sono quasi impossibile da sedare questi fenomeni. Più che giungla d'asfalto, giungla di erba alta. L'inchiesta di Alessandro Di Giusto ci porta un po' sulle provinciali della regione, in particolare nella zona di Udine, ma anche Pordenone, dove l'erba cresce alta e rigogliosa e non sempre la visibilità per gli automobilisti ne beneficia. Beh, certo, ormai la provincia non ha più queste competenze di sfalcio, perché è passato tutta la regione, e in effetti si sono visti i cambiamenti da quando c'è stato questo passaggio. Se c'è la necessità di fare un'inchiesta giornalistica, vuol dire che il problema esiste. Con noi a Pasian di Prato un volto noto di Telefriuli, ma che non è solo un giornalista nonché esperto di politica, perché è anche presidente dell'Atletico Pasian di Prato. Sì, esatto, un'avventura dove sono stato preso per i capelli, a dire il vero, dal nostro sindaco e da un po' di persone, e comunque dopo 2 anni abbiamo un risultato, un successo, perché abbiamo ben 10 squadre a livello giovanile, abbiamo vinto più di qualche torneo, insomma siamo molto soddisfatti, e penso che nel futuro sentiremo ancora parlare dell'Atletico Pasian di Prato, che non si fermerà solo al maschile, cercheremo anche un momentino di coinvolgere anche il mondo femminile. Con noi anche il presidente del Udinese Club di Pasian di Prato. Ovviamente di rito una domanda sull'Udinese, sulla stagione che si è appena conclusa e sulle novità al nuovo DS nominato ieri. Allora, stagione appena conclusa, diciamo che era partita male, è finita benino, diciamo, no? Non si sperava tanto, ma comunque è andata bene con Del Neri. DS nuovo. Io sono stato uno dei promotori i vecchi, al tempo di Marino, direttore. Gerolinga era responsabile del settore giovanile, chiamiamolo così, e sotto la sua direzione sono venuti fuori i Sanchez, i Pereira, gli Asamoah, tutta quella gente che ha fatto grande l'Udinese. Spero che adesso come direttore sportivo prosegua, visto che ha fatto l'esperienza lui prima a Siena, poi a Palermo, per cui spero che vada bene, insomma, ecco, dai. Una battuta invece politica, sia su quello che è accaduto a livello nazionale, e sia riagganciandoci all'inchiesta di Hubert Londero, che parla delle minoranze linguistiche della nostra regione. Ma a livello nazionale è successo quello che doveva succedere in pratica, no? Anche nel commento che ho fatto sono tutti sulla stessa barca, e la gente si chiede perché dobbiamo andare a votare quando voi non sapete farci andare a votare, no? Per quanto riguarda la legge regionale nostra qui, penso che ci si può riferire, non so, alle minoranze linguistiche, no?
Qualcuno dice che è un problema superato, ma è superato fino a un certo punto, perché noi, essendo una regione a statuto speciale, dobbiamo salvaguardare queste peculiarità. E vorrei dire qualcosa anche sulla candidatura dei sindaci. Bisogna assolutamente che la regione o liberalizza tutto, tutti possono candidarsi, altrimenti mette dei paletti. Io penso che siamo in un clima di libertà, la gente sceglierà comunque se un sindaco va via o resta, e quindi la democrazia è nelle mani degli elettori. Grazie per essere stati con noi e soprattutto grazie al signor Loris Gagliusi e alla signora Nadia che ci hanno ospitato oggi qui. Grazie a voi. Grazie per Molto essere... gentili anche da parte vostra che siete venuti a vedere questo nostro piccolo paese, insomma, che non è tanto piccolo, però nel nostro piccolo cerchiamo di arrangiarci, ecco. Grazie a voi e naturalmente l'appuntamento con Edicola Friuli è per venerdì prossimo e saremo a Maiano. Grazie.